spiegare bene il senso che ha assunto City Display per Serravalle Nord, forse è utile fare un attimo un passo indietro e raccontare brevemente quali sono gli esordi e qual è il processo soprattutto che si è generato a Vittorio Veneto in questi anni attraverso le varie piattaforme urbane e culturali che si sono succedute. Se non ricordo male, tutto inizia nel 2003-2004. Il sindaco di allora ritenne di avere un problema di segnaletica con il centro storico di Serravalle. Al tempo il centro studi Usine decide di attuare un primo percorso di ricerca sull'intera città, convince il sindaco quindi a sostenere un percorso di ricerca che affronti una rilettura, diciamo, del futuro urbano di questa città da tutti i punti di vista. È all'interno di questo ambito che matura l'ipotesi di attivare una nuova piattaforma di visita per tutta la città. Perché una piattaforma? Perché una città che nasceva su due centri storici, che il re nel 1866 fa diventare tre perché colloca il municipio nella linea di mezzeria tra i due centri storici originali di Cene del Serravalle e il saldarsi, diciamo, di questa città nell'arco di 100 anni, dal 1866 fino alla fine degli anni 60, saldarsi sostanzialmente avendo come limite nord Serravalle, come limite sud Ceneda, come limite est il fiume Meschio e come limite ovest la collina del Monte Altare. Appunto questa città si completa all'interno di questo spazio, lasciando oltre fiume le cose sporche, i cimiteri, i depositi, gli ospedali. Insomma, questa città in una sua metà si completa e in una sua seconda metà rimane sostanzialmente incompleta. C'era bisogno quindi di dare un senso a questa struttura urbana, di far sì che il turista, quando arriva a Vittorio Veneto, trovi una logica facile per partire in ogni punto della città e affrontare la propria visita. Leggendo la città emerge appunto che questo sistema di visita si può reggere sostanzialmente su tre percorsi. Un primo percorso, definito il percorso dei tre centri, che già esiste sostanzialmente e che il sistema di visita ha semplicemente rappresentato con delle stazioni informative, un percorso del verde che coincideva fino al limite nord con la nuova pista ciclabile lungo il fiume Meschio, alla quale mancava però il completamento proprio in corrispondenza di Serravalle, e un terzo percorso che rappresentava in realtà la grande sfida del programma, cioè la possibilità di riconnettere tutti i margini collinari lungo un cosiddetto percorso dei margini che avrebbe riconnesso anche tutta la storia diciamo industriale di rapporto tra la collina e la città. I tre percorsi di visita costituiscono oggi il sistema di visita della città di Vittorio Veneto. Questo sistema poi si compone anche di una declinazione commerciale molto semplice, attuata in questo modo. Nelle stazioni informative che ogni 300 metri il turista trova lungo i percorsi è riportato una frasetta che ti collega direttamente ad ogni singolo esercizio commerciale. Tu, entrando all'interno dell'esercizio commerciale, troverai la mappetta che ti racconta l'ambito di riferimento di quella data stazione informativa, per cui tu, camminando come pollicino lungo i percorsi, ti puoi ricostruire la guida della città. Questo era il sistema di visita che nel 2006 vince un primo finanziamento, nel 2009 vince un secondo, nel 2008 attua un secondo stralcio, nel 2009 vince un secondo finanziamento e appunto nel 2013 vince un terzo finanziamento che gli consente di attuare ciò di cui stiamo parlando, cioè il quarto stralcio di Visitando. Ma non è finita, perché nel 2006, alla fine delle prime opere, vi è la necessità di inaugurarle in un certo modo e quindi ancora una volta il sindaco di allora accetta la nostra proposta, perfino ritenuta eretica da alcuni membri della sua giunta di allora, di rinunciare al tradizionale taglio del nastro e di inventare una azione culturale
che si occupasse appunto di inaugurare queste opere. Nasce così il Festival Comodamente. Comodamente non nasce a caso, nasce per inaugurare le prime opere di Visitando. E una volta fatta la prima edizione in maniera assolutamente carbonara e non appoggiata a nessuno schema fisso, si capisce che il meccanismo di Comodamente è quel perfetto meccanismo che consente di alimentare anno per anno l'inaugurazione delle opere di Visitando, che nel frattempo sarebbero andate avanti. Per cui anno per anno tu inauguravi delle opere del sistema di visita lungo i percorsi di visita e utilizzavi l'operazione di Comodamente per inaugurare quelle opere, ma anche per accendere i riflettori sulle opere successive che gli stralci successivi del programma di visita Visitando avrebbero inaugurate. Quindi appunto un meccanismo circolare che trova ad esempio nel 2015 un'attuazione a livello di leggi comunitarie, laddove la Comunità Europea comincia a parlare di città circolare, di società circolare, cioè di una città che trova delle piattaforme che si rincorrono a vicenda, no? E in cui l'una aiuta mutuamente l'altra, no? Questo è il meccanismo che sostanzialmente dal 2006 al 2013-2014 ha alimentato la progressione urbana e culturale di queste due macchine. Da un lato Visitando, lo ripeto, una macchina di visita che però modifica la città, o meglio la sintetizza lungo dei percorsi di visita, è una macchina culturale come Comodamente che riaccende i riflettori sulle aree dismesse e torna a restituire senso a questi luoghi. La somma dei due avrebbe dovuto rappresentare un modello virtuoso per far crescere questa città. Quindi Serravalle Nord è diventato un caso studio interessante, aveva quindi senso impostare una serie di azioni progettuali non solo di carattere urbano, ma anche di marketing e di carattere culturale. Per questo il grande programma di Visitando ha scelto di, da un lato, svolgere degli interventi di carattere urbano, e in questa chiave vanno letti la riqualificazione di Porta Cadore, la riapertura di una delle tante burelle, cioè di questi transetti pedonali, queste aste pedonali che avevano il compito a Serravalle di connettere la fascia storica con il fiume, erano le antiche discese al fiume. E non solo si è occupato Visitando di sostenere anche le iniziative private finalizzate alla riqualificazione delle facciate di via Caprera, ma anche ha avuto il compito di distribuire a quei pochi commercianti resistenti, io li ho sempre definiti, che ancora hanno la propria attività a Serravalle Nord, dicevo di distribuire loro un primo pacchetto di merchandising in modo tale che un turista, un visitatore occasionale, un utente del commercio finalmente potesse andare a Serravalle Nord e fare la spesa dalla frutta e verdura piuttosto che dal panettiere, piuttosto che da quello che vende mutande, e ritrovarsi con lo stesso merchandising, cioè con la stessa borsetta, oppure sedersi nelle osterie e nei ristoranti di Serravalle Nord ed avere la stessa tovaglietta. La terza azione che è stata sviluppata è appunto l'azione culturale, cioè un'azione di pensiero dedicata alla raccolta, diciamo, di tutti i saperi che un programma complesso come quello dell'attivazione di un centro commerciale naturale appunto sono necessari. E quindi da qui l'idea di attivare City Display per Serravalle Nord non tanto come evento, anzi non assolutamente come evento, ma come somma di momenti di riflessione da parte di tanti soggetti, economisti, cultori, soggetti politici, soggetti che si occupano di trasformazioni urbane,
e soggetti che si occupano appunto di retail e di commercio anche su scala internazionale. Appunto tutti questi soggetti sono stati invitati in questi 3 sabati, sabato 31 ottobre, sabato 7 e sabato 14 novembre del 2015, per lasciare le proprie testimonianze e per, una volta sollecitati, rispondere rispetto a questo modello di centro commerciale naturale immaginato su Serravalle Nord. Ne è uscito un percorso, devo dire, interessantissimo, in cui ogni sabato si sono alternate le figure secondo degli orari prestabiliti, per cui alla mattina si svolgevano sempre delle passeggiate urbane a carattere tematico e c'era poi un intervallo a pranzo che abbiamo chiamato brunch di lavoro, perché appunto al tavolo erano chiamati a discutere una serie di figure, ma anche i rappresentanti della comunità commerciale e dei soggetti portatori di interesse in città, e nel pomeriggio gli stessi invitati restavano per rilasciare delle piccole, le abbiamo chiamate delle micro lezioni di commercio. Alla sera il quarto e ultimo appuntamento era rappresentato da un'azione sperimentale da parte di un'accademia di teatro, che è l'Accademia Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, alla quale avevamo delegato una prima appunto azione di lezioni teatrali per i commercianti, una specie di gioco di ruolo. La sequenza di questi 4 momenti diluiti in 3 sabati appunto ha costituito City Display per Serravalle Nord. L'esito finale di questa operazione non era certo quello di riempire di pubblico l'ambito di Serravalle Nord, quanto piuttosto di raccogliere una considerevole mole di materiali da far confluire in un docufilm che potesse poi diventare sia una materia di apprendimento per i soggetti interessati, ma anche il primo vero e proprio spot di comunicazione finalizzato alla nascita di questo centro commerciale naturale. È una piazza fantastica, bellissima, è una delle più belle piazze del Veneto, non è uno scherzo, e lo dico perché, come dire, fra le mie anime o fra le mie molte vite c'è anche quella di essere uno storico dell'architettura, e quindi qui mi sento davanti a uno dei fenomeni urbani veramente più significativi del Veneto, poco conosciuto. Il primo problema è: perché non lo raccontate bene, visto che le città esistono se si raccontano? E qui ci sono molte cose da raccontare, non solo dal punto di vista storico. Per esempio, io non ho mai visto, sinceramente, una chiesa che si affaccia in un posto come quello, cioè là dove passa un torrente. È più unico che raro, più unico che raro. Questo sistema urbano che sale da quella parte è a sua volta molto particolare. Quindi la prima questione è: la raccontiamo questo centro storico? Come lo raccontiamo? E allora l'idea di solito è: lo raccontiamo chiamando gli storici che ti dicono cosa è accaduto prima. Io credo che il modo vero per raccontarla sia sapere chi abita lì, che mestiere fa, che saperi ha, e come quei saperi, invece di rimanere chiusi dentro alla sua stanza o al suo laboratorio, possono diventare un patrimonio collettivo. Cioè, io credo che, per vari motivi che non sto qui adesso ad elencare, siamo entrati in un tempo in cui la cosa fondamentale è la creatività collettiva, che non vuol dire diventare tutti artisti, anzi, esattamente il contrario, e la conoscenza collettiva, che non vuol dire diventare tutti professori universitari, anzi, il contrario. Credo che ci debba essere la dignità di ognuno dei saperi proprio nel momento in cui questi diventano diffusivi, virali. Mi fa molto piacere che tu abbia parlato di
narrazione dei luoghi, partendo da una piazza ed estendendolo alla città. Quando visito le città mi piace conoscerle camminando a caso, un po' come racconta Dostoevskij delle Notte Bianche. Il protagonista, a un certo punto, preso dai suoi pensieri, cammina fino al punto che non sa più dov'è. E forse questa logica del perdersi in una città è anche quella di intercettare dinamiche fuori dagli schemi tradizionali, che poi riflettono anche le guide turistiche, che forse sono i peggiori strumenti per conoscere le città, quelle che trasformano un viaggiatore in un turista e fanno smettere forse la città di essere un testo con le narrazioni che può ospitare. È una banalità, ma c'è il commercio online, uno deve rendersi conto che cosa ti dà il commercio online e che cosa tu puoi dare di diverso rispetto al commercio online. Perché devo venire qui? E perché non vado in un centro commerciale di Conegliano? Molti di voi sono commercianti, quindi la competizione è una cosa che vi vivete sulla vostra pelle. Allora, perché vengo qua? Perché arrivo fino a qui e non vado in un luogo che ha un piazzale a strisce blu, accessibilissimo, straordinariamente fungibile. Allora cerco qualcosa che altrove non c'è. Possibilmente questa ricerca di qualcosa che non c'è deve essere qualcosa che davvero non c'è altrove. Non cerchiamo l'esperienza di acquisto del centro commerciale in naturale, lì andiamo a comprare il prezzo, lì non compriamo neanche prodotti, compriamo un prezzo, mentre noi qui compriamo delle relazioni, che è una cosa completamente diversa. Centro commerciale naturale versus il naturale artificiale, ma il centro commerciale naturale sembrerebbe quello storico. Io che sono di vecchissima scuola, il più vecchio qui presente, a me non mi insegnavano che storia e natura fossero la stessa cosa. Prendiamo atto con interesse che invece qui si intende per centro naturale il centro storico. Beh, qui alcuni vettori non mancano. Sarà, ripeto, retorica patriottarda, ma questa è la città dove si compie il risorgimento italiano. Bisogna che riusciamo a far scattare questo meccanismo che mi porta, me cittadino che sto da un'altra parte di Vittorio Veneto, in questo caso la parte sud, esattamente all'opposto, venire qui per fare una passeggiata e magari intanto che sono qui vado a trovare gli amici qua di via Caprera, giro per la strada, vedo la vetrina, dico guarda che bella roba che c'è qua, che stavo cercandola da non so quanto e vado e la compro. Vittorio Veneto è tra le cittadine del Veneto quella segnata probabilmente dalla crisi più profonda, dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Eppure si colgono segni di rinascimento. Uno fra i primi è proprio il fatto che oggi ci si ritrovi a ragionare in modo non convenzionale sul suo futuro come centro commerciale naturale, dove la naturalità coincide con la storia. Vittorio Veneto ha segni di storia straordinari, che fu prima romana, che fu poi medievale, che è la capitale del risorgimento italiano, vede presenze religiose importanti, vede presenze industriali importanti. Questa città è storia, questa città è commercio, questa storia deve diventare intraprendenza verso un futuro che sappia ricongiungersi con la sua tradizione. Anche il centro commerciale naturale, che è il centro storico, deve emulare il modello del centro commerciale tradizionale, se vogliamo virtuale. Deve emularlo facendo proprio quel mestiere che serve per condurre verso una certa direzione di successo e quindi con un certo ritorno economico il proprio centro cittadino. Si parla molto
molto nel marketing di esperienza d'acquisto, di shopping experience, è quella che possiamo avere nei centri in cui possiamo avere delle relazioni con il cliente e con il commerciante, non certo quella straniante dei centri commerciali. Lì si acquista una funzione, vado perché ho qualcosa che mi serve e che devo acquistare, qui invece si acquista un'esperienza di gratificazione. In realtà è bellissimo per quello. Uno viene a Serravalle per fare una passeggiata senza incontrare nessuno, o quelli che ci stanno per stare molto più tranquilli e stare da altre parti. Quindi va bene, perché poi se vuole trovare confusione va a Conegliano o va da un'altra parte. Quindi non farei nulla. Detto questo, forse farei invece delle iniziative estremamente come dire, provocative, di shock, chiedendosi veramente cosa vogliamo. Vogliamo che sia attivo? Allora, non so, farei in modo da abbassare drammaticamente il costo delle case, in modo che tutti, ma veramente drammaticamente, perché è pieno di case in vendita, ma nessuno accetta di ridurre il prezzo perché pensa che comunque il suo capitale sia quello. Lo stesso vale per i negozi e così via e così via. Questo ti mostra anche che non c'è un'unità, non c'è un desiderio di cambiare, e che questo avverrà molto lentamente. Posso capire, ognuno ha delle aspettative, io forse non lo farei per primo, però questo vuol dire anche che è chiaro che l'obiettivo non è quello di far rinascere qualche cosa, se è vero che vuoi far rinascere, ma forse di mantenerla così com'è, che è arrivata così e ce la teniamo così, ma va bene, è anche forse la sua forma. Se invece abbiamo un obiettivo dichiarato che è quello di trasformare questa cosa in qualcosa di estremamente più vissuto, più incasinato, più contraddittorio, più carico di persone, potremmo dire va bene, facciamoli abitare qui, diamogli una ragione per venire a abitare, perché costa così poco che a chiunque in questo posto bellissimo, che è bellissimo e quindi continua a costare perché è bello, e questo dobbiamo tenerne conto, sarebbe data la possibilità di venire. Il primo tema che credo sia importante considerare è quello della specializzazione. Se penso a un polo commerciale, se penso a una polarità urbana a Serravalle, devo sempre domandarmi perché chiedo ai cittadini, non solo della città, ma di tutta un'area assai più vasta, di venire qui. E queste persone dovrebbero venire qui rinunciando ad andare in qualche altro luogo. Perché a Serravalle? Che cosa c'è a Serravalle che mi porta e che determina un interesse che altrove non potrebbe mai essere soddisfatto? Allora credo che questa domanda debba essere fatta, perché poi noi viviamo in un mondo all'interno del quale un'offerta ampia, articolata, ricca, varia c'è già. La offrono in particolare i centri commerciali, le grandi anche città del nostro territorio, per cui francamente qualcuno potrebbe oggettivamente dire non c'è alcuna ragione per andare in quel luogo. Ecco, credo che per esempio nel dibattito che abbiamo fatto tutti insieme a tavola siano emersi degli spunti. Pensare per esempio in particolare, l'idea che ho trovato più convincente, più persuasiva, è quella di immaginare per esempio che questo luogo possa sostenere ed essere sostenuto per esempio dal grande mercato del vino e dal grande sviluppo per esempio del prosecco. Unire il vino alla città. Di solito uniamo a un luogo, a un castello, a una cantina, qui invece possiamo iniziare a pensare che una città e un prodotto possono trovare una straordinaria sinergia. Io penso che tutti noi, collettivamente, non solo la politica, dovremmo tentare non solo di immaginare un'economia circolare, ma anche e soprattutto una società circolare in cui ognuno di noi è una risorsa per tutti gli altri. E allora in questo senso la vera azione oggi politica che va fatta è quella di pensare alla città e ai suoi luoghi come dei laboratori nei quali tutti i soggetti sono chiamati a partecipare e a condividere i percorsi di sviluppo. Lo studio è lo studiolo rinascimentale italiano. Il modello a cui si rifanno sono le antiche botteghe che noi guardiamo ormai come folcloristici reperti della nostra storia. Per loro sono stati modelli per costruire relazioni alternative, competenze sul territorio
che noi invece preferiamo trascurare. Sarebbe forse ora e tempo di imparare a copiare da noi stessi meglio di quanto gli stranieri hanno saputo fare e continuano a fare. Partivamo da un presupposto che devi studiare la storia della prostituta, chissà quanto ci sarà da studiare, e in realtà era veramente importante. Abbiamo il famoso caffè. Dopo la protesina e altre. Ecco, adesso dovrebbe funzionare. Serravalle Nord ha fatto emergere i dati demografici che non erano mai stati incrociati tra l'altro in comune, e quindi oggi sappiamo, ci sono anche dei manifesti che sono usciti in città e che presentano questi dati, che dicono che a Serravalle Nord ci sono 315 residenti. La scuola per bambini, ce n'è un'altra che hanno aperto proprio sotto il museo del Cenedese, cioè c'è una discreta attenzione, no? a offrire alle famiglie un appoggio anche per i bambini. Quindi, per dire, il tema è: oggi vai al centro commerciale e lasci i bambini dentro quelle scatolotte con dentro le palline colorate, no? Qui, se tu hai un centro commerciale naturale, arrivi a Serravalle e hai delle forme educative per i bambini, cioè un sistema di servizio alle famiglie molto più avanzato se lo leggi in termini di centro commerciale naturale, no? Ci sono anche alcune attività ricettive, bed and breakfast, abbastanza diffusi in questa zona. Negli ultimi anni, però negli ultimi 10-15 anni. Sì, c'è stato un recupero molto forte. Quello che a me attrae di un posto così è che sei a mezz'ora da un aeroporto internazionale col quale sei connesso con tutto il mondo. Sei in mezzo, sei in un contesto, diciamo, urbano di una qualità altissima e in un contesto naturale pazzesco. Quello che si diceva prima, sei vicino a delle polarità, diciamo, a delle eccellenze enogastronomiche incredibili, diciamo, l'esplosione del prosecco e quindi tutto quello che è il turismo che ne deriva è una cosa abbastanza unica al mondo. Il problema è di capire, secondo me, cioè io stesso vedendo oggi un posto come questo mi innamoro e dico vengo qui a stare, perché essendo connessi come siamo connessi oggi puoi stare dove vuoi e sapere che hai delle connessioni facili, cioè, il problema unico è di essere in dei canali di comunicazione e non tagliati fuori o dover saperli, cioè, è più comodo di Bassano questo posto qua dal punto di vista della connessione, perché per andare da Bassano a Venezia ci metti, o per prendere un treno per Milano ci metti molto di più. Per cui, fatta questa piccola premessa su come è fondamentale di trovarsi su dei flussi o vicino a delle polarità molto forti per dei motivi diversi, io quello che so e conosco quell'altra parte di Serravalle dove ci sono delle attività commerciali di vario genere. Allora, un'ipotesi, è che uno già divide quello che è delle attività commerciali vere e proprie, cioè di gente che vende delle cose, e non so non cosa, prodotte da loro, per qualcuno che viene da fuori, e l'altra cosa invece è quello dello stabilirsi di attività come questi, che sono delle attività che non è che servono il turista, tanto per capirci, servono, cioè, qualcosa che serve i nuovi visitatori, perché hai tutti, diciamo, i presupposti, se vuoi, per poter considerare un maggiore afflusso di turisti. Per cui facevo l'esempio stamattina con te di Vicenza, che c'è una gastronomia di Vicenza che con
oltre alle mostre che ci sono state, le grosse mostre che ci sono state, credo siano diventati i più ricchi di Vicenza, perché ne sono fuori un baccalà e quelle cose, e aperti sabato, domenica fino alle 8 di sera, e vedi che hanno fatto dei numeri incredibili. Dovrebbe venire a Vittorio. Ho detto, la risposta è banale, ma non è irreale, perché è bello e costa poco. E riuscire a far percepire a tutti che qui si sta bene e che ci sono opportunità, però non è così facile. Tre spunti, cioè da una parte l'e-commerce emergente, cioè il fatto che oggi l'utente medio acquista online, sta aumentando questo, quindi in che modo un commerciante anche che ha il suo negozio, magari un suo prodotto anche artigianale, può appunto venderlo. Dall'altra anche la creazione di sinergie tra cultura e commercio, e quindi come attirare anche nei centri storici le persone e non farle andare nei centri commerciali. E in terzo luogo quindi anche tutti gli strumenti che sono in capo al commerciante perché in qualche modo si accorga di quello che dice. Io vi domando che senso ha comprare un prodotto che ti arriva a casa in 48 ore imballato da un altro signore che te lo dà imballato, te lo porti a casa e lo paghi il doppio o il 50% di più, ma che senso ha? Che senso ha? Allora, perché tu dovresti pagare di più per la stessa cosa con più fatica? Bisogna dare risposta. E qual è la risposta? Perché quel signore ti dà un servizio che crea valore. Quindi se non ci metti un valore aggiunto sul prodotto come servizio non ha senso. Allora tu vai lì perché c'è una persona che dà un servizio, non che ti consegna un pacco imballato. Bisogna riuscire a far scattare questo meccanismo adesso su altri ambiti e con nuove modalità. E questa è, secondo me, la scommessa. Sono il panettiere, ok, l'ha già detto il classe Bertorelli. Il classe. Belle parole, tutti quanti, belle parole. Quanti scontrini avete in tasca di negozi singoli, non dei centri commerciali? Sarebbe bello sapere. La tendenza in Veneto è, dopo aver costellato il territorio un sacco di centri commerciali nelle periferie, trasferirli quanto più vicino ai centri. Per vivere dobbiamo ritornare all'antico concetto di agorà, cioè di una piazza dove le persone si riconoscono fra di loro e insieme si sentono comunità. Per quello che è in qualche modo la mia esperienza nella città di Cagliari, credo che questo tipo di esperienze siano fondamentali per creare da una parte connessione tra le persone, tra i vari appunto attori del territorio, dall'altra non solo creare sinergie ma far nascere proprio delle idee operative. Attrarre tutti quelli che sono i personaggi sinergici a una storia di un certo tipo, perché hai tutte le qualità per crescere una famiglia senza quello che è lo stress e la difficoltà enorme di vita di una grande città, in controtendenza con chi sostiene che soltanto la grande città è il futuro e tutta la concentrazione sarà nella grande città, della creatività eccetera, perché di fatto i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi ci permettono di delocalizzare. Il suo scritto di creare mondi, forse un mondo differente potrebbe essere quello dell'arte, l'arte legata non tanto all'artista affermato, anche se c'è la necessità pure di questo, ma forse con l'artista, lo studente dell'accademia piuttosto che lo studente anche di istituti superiori, che forse ha la necessità di spazi dove esporre, fermo restando anche la possibilità di anche riattivare la residenza per artisti, cosa che almeno per quanto ci riguarda a Venezia ci sono parecchie fondazioni che la propongono. Quando si parla di storia dell'architettura, se io avessi questa giacca qua, senza i bottoni, senza gli asoli, sembrerebbe una roba strana. Non so se è una casa privata, ma è un ragionamento che bisogna fare sul rapporto fra noi e l'eredità storica. E qui siamo già abbastanza buoni, il ragionamento va già bene, perché
il collegio del Dante Alighieri è passato alla finestra moderna, perché quella che aveva tutte le traversine prima perse. Quello dietro ha fatto un passo ancora più avanti e ha sposato l'alluminio anodizzato, il criminale del XX secolo. Quella casa di Drio sembra che gli sia successo caduta dentro una bomba che l'ha fatta bruciare, sono volati tutti via i vetri e adesso che i vetri pieni. Allora, le sovrintendenze sono abbastanza ancora arcaiche, pensano che l'umanità sia fatta di sassi e che l'architettura siano solo dei fenomeni in un qualche modo urbanistici, non si ricordano che poi l'architettura invece è fatta di finiture, di decorazioni. Quella casa è bella perché c'ha il suo portone ancora, e addirittura è abbastanza poetico il fatto che gli infissi siano un po' rovinati, però mi spiace che non abbia più i vetri, e quella lì sopra, sti vetri qua sono tremendi. Allora, vedete come i vetri sopra la porta della città sono invece ancora comunicativi, Tanto procediamo. perché hanno una lingua che corrisponde a un meccanismo che abbiamo imparato, che è sedimentato nella nostra testa. Allora, tutti questi sono degli elementi che servono in realtà ad una cosa fondamentale. Noi siamo eredi di un patrimonio storico formidabile. Eravamo 100 anni fa qui soprattutto, eravamo molto più belli di oggi e purtroppo molto più poveri di oggi. Adesso per fortuna siamo diventati agiati, ma abbiamo cominciato a smettere di essere belli. La vera scommessa del futuro è vedere se si può riuscire ad essere ancora, a tornare ad essere più belli rimanendo agiati. Non è facile, però è la vera scommessa della politica dei prossimi 30 anni, cioè lì che bisogna ragionare. Anche perché qui siamo, quanti abitanti avete detto? 25.000? 30.000? O è un incrocio stradale di Shanghai. A Shanghai in un incrocio stradale ci stanno 50.000 persone, quindi questo è metà di un incrocio stradale di Shanghai, eppure ha un'identità, è una città e ha una storia, e come tale può avere un destino. Su tutti questi parametri bisogna cominciare a ragionare oggi. Noi portiamo avanti da un po' di tempo questa battaglia bizzarra che si chiama Save Italy, no? Salviamo l'italianità che sta in noi. Due capitali una volta, perché uno era sede del vescovo perfino sottratta alla Città di Venezia. Quanto produrre delle riflessioni che confluiscono in un cortometraggio che poi può avere tutta la diffusione che si vuole, può essere in mano alla politica, piuttosto che in mano alle categorie economiche, piuttosto che in mano alle associazioni culturali, cioè lo scopo è che un tempo ogni 5 passi c'era un negozio, oggi ogni 30-35, no? Quindi sei oltre quel punto limite, appunto oltre il quale la città storica comincia a slabbrarsi, no? E questa è la prima fascia. La seconda fascia è la fascia proprio infrastrutturale costituita dalla strada Reggia e dal fiume. Oltre il fiume, la terza fascia sono le aree industriali dismesse. Forse vedevate un grande bollino arancione nel manifesto su in cima che rappresenta la grande area dismessa dell'anificio Policarpo, andata dismessa, chiusa 8 anni fa, 9 anni fa. Stiamo parlando di 24.000 metri quadri di fabbricato industriale dismesso in centro città, no? Ecco. Questa sequenza di industriale dismessa è appunto la terza fascia. Quindi Serravalle Nord ha 3 fasce, in cui una è in crisi dal punto di vista commerciale, non tanto dal punto di vista residenziale, perché c'è stato un incamine in questi anni. La seconda fascia, quella stradale, si declasserà da qui a breve, perché tra 2-3 anni circa, possiamo dire, si attiverà, io dico personalmente finalmente, questo bypass che consentirà a Serravalle di scaricarsi di un flusso di attraversamento importante. E la terza fascia e quindi questa seconda fascia, più che andare in crisi, si declasserà e dovrà diventare dell'altro, no? E poi c'è la terza fascia, che è la fascia industriale,
che appunto ha una crisi conclamata. Ma insomma io ascoltavo quello che diceva l'assessore, cioè di un territorio che insomma perde il lavoro sostanzialmente. Il Veneto è... Sì, allora il Veneto è una delle regioni messe meglio perché c'è il 6% di disoccupazione. Poi un attimo dopo c'è un saggio di una certa Sasha Saskind che si chiama Espulsioni. C'è questo tema molto dibattuto se il lavoro riesce a ricambiarsi oppure no, cioè se l'innovazione tecnica che distrugge dei posti di lavoro ovviamente con le automatizzazioni eccetera crea o non crea ancora una pari quantità di posti di lavoro rispetto a quelli che distrugge. Io credo che insomma una questione fondamentale è i soldi. Io ho l'ufficio, lo studio, no? A Padova in una strada che si chiama Via Trieste, che è una strada a lungo scorrimento, insomma vicino al tribunale, bla bla bla, e c'erano un sacco di negozi lungo questa Via Trieste e piano piano com'è, come non è, uno ha chiuso perché un altro si è trasferito. Sta Via Trieste è rimasta, ma il primo tratto, poi diciamo questa è molto molto lunga, ma insomma questo tratto di Via Trieste è completamente desertificato, non c'è niente, zero. Io che sono lì da 15 anni l'ho visto e dici per la miseria, allora l'economia, allora qua, allora la crisi, allora il lavoro. C'è una via parallela ma identica, che si chiama Via Tommaseo, uguale, ma stessa zona della città, eccetera, lì è tutto aperto. Quella funziona, ma c'è la stessa cosa, i parcheggi a spina di pesce, una via, sì, c'è qualche studio che, anzi gli studi ci sono, diciamo, ma i negozi sono morti. 200 metri, 300 metri in linea d'aria, fatto il blocco diciamo dei condomini, una via identica, là sì c'è qualcosina di chiuso, ma invece funziona tutto. Voler rivitalizzare Via Caprera, no, dal punto di vista economico, mi viene da dire una scommessa quasi persa in partenza. Però scusami, sgombriamo il campo, non è voler rivitalizzare Via Caprera, cioè Via Caprera come simbolo di una situazione che se voi cambiate città ne trovate tante Via Caprera, siamo tutti Via Caprera. Senz'altro, siamo tutti Via Caprera, benissimo. Ma allora perché appunto siamo tutti Via Caprera, la riflessione che dobbiamo fare tutti insieme, anche le altre Via Caprera del mondo, no? Forse la Valle Nord, come chiamarla, bisogna fare una riflessione secondo me radicale, quindi spazzare via, cioè sappiamo che le reliquie industriali forse no, tra un po' faremo delle visite guidate come proponeva l'italiano e quindi faremo anche delle economie per cui ci sarà, no, la signora diventa un'esperta di economia di zone industriali dismesse e quindi ci farà, no, una visita guidata mostrandoci i luoghi del lavoro, come si lavorava una volta. È sempre signore e padrone perché ha un portafoglio e può spendere i suoi soldi come meglio crede, e se invece che spenderli qua li spende in un centro commerciale, la colpa non è del centro commerciale, non è che risolviamo il problema facendo chiudere il centro commerciale. Io rappresento e lavoro in una latteria che è una cooperativa, che è una forma di sana imprenditoria, la quale si sta dibattendo da circa 130 anni. Ha superato 2 guerre mondiali e adesso sta affrontando la terza. Sta affrontando la terza perché stanno morendo gli agricoltori. E allora sì, la specificità dei nostri territori, con cosa la costruiamo? Qualcuno ha fatto accenno al Made in Italy. Per noi agricoltori il Made in Italy vuol dire tutto il prodotto e tutte le sue componenti devono essere prodotte in Italia. Gli amministratori regionali non tengono conto di questa situazione e degli obblighi amministrativi che ci sono.
ma devo dire che la liberalizzazione ha portato veramente a un disfacimento della preparazione delle categorie economiche. Nel territorio centinaia o addirittura migliaia di spazi che ormai sono depurati, uso questa strana parola, del loro valore economico, che possono essere ripensati per qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Vittorio diventa un luogo che ha una sua identità, ce l'ha naturalmente, ma rinnovata, rivista, e diventa un elemento di interesse per qualcuno, no? O altrimenti qui non si mette nessuno. Cioè, come se un faro si spegnesse improvvisamente e qua c'è solo freddo, e qua c'è solo freddo. Tipo di attività che si è intrapresa qui a Vittorio di rivitalizzare, di ripensare il centro della città e tutta la sua città nel suo complesso. Credo che sia un'attività meritoria che vada portata avanti con grande forza, perché credo che ci siano delle grandi potenzialità da sfruttare, la prima delle quali è quella di poter attirare nuovi interlocutori, quindi di pensare a una città che non sia per i vittoriesi, ma che sia una città capace di generare interesse al di fuori del bacino storico di attrazione, non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. Quindi prospettive ci possono essere, a mio avviso passano attraverso una sinergia, ripeto, nell'ambito territoriale e poi nella chiaramente riqualificazione della via o delle vie che dovranno ospitare il temporary shop. Il temporary shop, quando si inserisce in una via, in una piazza dove c'è un tessuto commerciale non particolarmente vivace, può dare quel quid pluris, quel qualcosa in più in termini di attrattività, che oggi è un po' anche la cifra appunto delle vie di successo. Si parlava di vie di successo, ecco, direi che una via di successo oggi è una via in cui si inseriscono anche delle rappresentazioni temporanee e quindi degli elementi di attrattività e di visibilità straordinari. Per cogliere questa opportunità, secondo me, ci vuole, da un lato è necessario riattivare la cittadinanza, cioè saper ascoltare e vedere quello che la città può offrire, e dall'altro quindi bisogna che i cittadini tornino a essere protagonisti nelle loro città, tornino a essere propositivi e quindi facciano emergere le loro esigenze. Nello stesso tempo ci vogliono delle amministrazioni in grado di vedere questi cambiamenti, di portarli e di trasformarli in politiche per la città. Siamo al terzo sabato conclusivo della manifestazione City Display e veramente io mi sento di ringraziare tutti i protagonisti, dagli organizzatori allo staff che ha seguito il ciclo di questi incontri, fino a tutte le persone che hanno portato il loro contributo di idee, di presenza e così suggestioni le più varie. È stato veramente, secondo me, un successo, un'operazione molto importante che adesso mi auguro venga tradotta in un documento visivo e anche in documenti di testo, in modo che possa poi diventare uno strumento di lavoro.